Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, entriamo in diretta anche per questo venerdì e aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica, tanti davvero i collegamenti con tutto il nord-est, però prima vi devo dare un aggiornamento di cronaca che ci porta in Polesine dove si registra, lo possiamo vedere da Polesine 24, un altro morto sul lavoro. Parliamo di un uomo che è precipitato dall'alto, è stato impossibile salvarlo. È successo nella mattinata di oggi a Contarina, siamo in comune di Portoviro, l'uomo è precipitato per l'appunto dall'alto, teatro dei fatti l'ex zuccherificio di Portoviro, il tutto sarebbe accaduto poco dopo le 9. Stando a quello che riporta la voce di Rovigo, si parla di una caduta da un silos da un'altezza di oltre 10 metri che ha avuto appunto questo esito letale. Sul posto, oltre al personale del SUEM 118 che nulla ha potuto per salvare l'uomo, anche i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dello SPISAL, ossia l'ufficio dell'ULS 5 Polesana che si occupa della sicurezza sul lavoro. Non si ferma purtroppo la scia di tragedie sul lavoro che ha contraddistinto questo primo trimestre del 2026. Sempre per la cronaca, adesso andiamo a Padova, in via Cremonino, dove è stata una notte di terrore, fiamme in un condominio, diversi gli sfollati, un anziano in particolare con la propria badante è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco, ma ci racconta tutto la nostra Marta Zatta. Era circa 00:15 quando nella palazzina alle nostre spalle, al terzo piano, è divampato un incendio. 3 ragazze al suo interno, dai commenti, dalle dichiarazioni dei residenti, 3 studentesse all'incirca sui 20 anni di origini straniere sono state fatte evacuare appunto perché l'incendio ha completamente avvolto l'appartamento e il vano scale dell'intera palazzina. Sono state fatte evacuare anche altre 10 persone, tra le quali anche un anziano assieme alla badante che si era rifugiato nel terrazzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri, il SUEM, perché sono state anche portate all'ospedale 4 persone, fortunatamente non in condizioni gravi. È stata veramente una notte di passione quella in via Cremonino a Padova. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni dei condomini, anche una dichiarazione della condomina che abita nel piano sotto a quello dove c'è stato l'incendio. Al momento letteralmente le piove dentro la camera da letto perché i pompieri hanno dovuto domare le fiamme. Dalle immagini che vedete il vano scala completamente annerito, il rischio di intossicazione per i condomini è stato altissimo, infatti sono 10 le persone che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa, tra le quali anche una famiglia con 2 bimbe molto piccole. Le possibili cause al momento al vaglio dei vigili del fuoco sarebbe ricollegato a un cortocircuito da una presa elettrica, ma delle dichiarazioni anche di altri condomini, almeno da quello che ci raccontano, l'incendio potrebbe essere stato scaturito anche da delle candele. Ovviamente sono tutte ipotesi che dovranno essere confermate dai vigili del fuoco. Le operazioni comunque si sono concluse alle 4:30 di notte e ora appunto c'è la disperazione dei condomini. Al momento sono 5 gli appartamenti non fruibili, tra le quali anche una famiglia con 2 bambine molto piccole che hanno dovuto trovare una sistemazione alternativa, almeno fino a quando l'appartamento non verrà reso agibile nuovamente. Insomma, non sarà una Pasqua serena per questa palazzina di via Cremonino. Io abito a fianco al terzo piano a dei ragazzi che sono in affitto e ho sentito urlare, pensavo che fosse qualcosa qualche lite, qualcosa del genere. Poi alla fine sono uscito e ho visto che stava fumo e si stava lamentando il fuoco. Ho preso l'istintore, sono andato a spegnere il fuoco, però c'era troppo fumo, il fumo era troppo avanti, quindi non abbiamo potuto fare niente. Abbiamo chiamato poi
il 118 e sono dovuti intervenire poi per spegnere l'incendio. Praticamente il terzo piano, che è l'ultimo, tutte le 4 abitazioni sono inabitabili. I residenti eravamo tutti qua per strada. Erano scossi? Sì, un disagio per tutti. Io ho 2 bambini, siamo stati qua, adesso sono passato giusto a prendere 2 cose perché non posso entrare e siamo fuori. E sono stati anche portati in ospedale? Qualcuno sì. C'è la mia vicina, l'altra signora, perché qua abitano anche delle persone anziane, 2 o 3 persone sono state portate all'ospedale perché avevano respirato del fumo. Una notte veramente da dimenticare. Sì, anche perché siamo quasi tutte donne qua, ci siamo trovate disperate, soprattutto la signora del secondo piano, poveretta, che l'ho ospitata in casa mia a dormire stanotte, la signora del primo piano, che anche lei, poveretta, sì, ha dei problemi e non è stata una cosa piacevole, Oltre alla paura anche i danni alla palazzina. Certo, io non so sopra come siano messi, io non so, ho visto adesso dal di fuori, è allucinante, però io non riesco a capire come non abbiano fatto ad accorgersi prima che stava succedendo quel disastro lì. C'è qualcosa che non quadra. Lei signora da quanti anni abita qui? 43. E purtroppo da quando hanno messo per i studenti non è più il nostro condominio. Non mi sento più a casa mia. Questa è la disperazione di chi ha perso la propria abitazione in questo pauroso incendio, lo ripeto, in via Cremonino a Padova, testimonianze raccolte dalla nostra Marta Zatta. Vi dico già che fra pochissimo saremo in grado di collegarci con Monticello Conte 8 perché c'è una svolta nelle indagini, si indaga per omicidio, c'è un 28enne fermato dopo il ritrovamento del cadavere avvenuto nella giornata di ieri. Fra pochissimo quindi nel Vicentino. Prima però facciamo il punto dei controlli per Pasqua. La nostra Marta Marangon è stata al comando dei carabinieri di via Cornarotta, questo l'impegno di uomini e mezzi da qui ai prossimi giorni. Sono iniziate le vacanze pasquali e sono intensificati in questi giorni i controlli dell'arma sul territorio. Qui con me il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Comandante, come vi state organizzando? Sì, come ha detto lei, sono giorni particolari, sono giorni che vanno visti con un po' di attenzione, soprattutto anche in relazione al contesto internazionale, che in questo momento insomma è un po' complicato, per cui abbiamo intensificato insieme alle altre forze di polizia, sotto il coordinamento della prefettura, tutta una serie di servizi di controllo del territorio che vanno sia dalle aree di maggiore aggregazione delle persone, quindi soprattutto in questo momento dove chiaramente i turisti affluiscono nelle zone cittadine, nelle zone turistiche c'è un maggiore concentramento, quindi dove ci sono più persone c'è un maggiore pericolo e quindi una maggiore attenzione, e soprattutto sulle principali assi viari che anche in considerazione dei movimenti dei turisti, molti si spostano in auto e per il fine settimana è previsto sicuramente un bollino rosso. Questo fa sì che insomma anche la nostra attenzione, soprattutto sugli assi viari ordinari, sia particolarmente intensa. Ecco, molti si sposteranno anche in giornata per la Pasqua, per la Pasquetta nelle nostre colline, quindi attenzione anche per chi si mette alla guida magari dopo aver un po' abbondato con le libagioni e con le bibite soprattutto. Sì, come abbiamo detto altre volte, per quanto riguarda l'incidentalità, soprattutto in provincia di Treviso, i comportamenti che rilevano maggiormente sono o la distrazione alla guida o la guida in stato di ebbrezza. In questo caso è sempre buona norma per chi pasteggia o sicuramente si troverà in qualche locale per festeggiare la Santa Pasqua di fare attenzione ad assunzione
somministrazione di alcolici, perché poi oggi il nuovo codice della strada chiaramente presuppone dei limiti abbastanza cogenti e precisi, per cui il superamento di quei limiti sicuramente verrà sanzionato da un punto di vista o amministrativo o penale. Insomma, il messaggio è forte e chiaro da qui ai prossimi giorni. Adesso siamo in grado di collegarci con la nostra Luisa Bertini, che si trova a Cavazzale, nel comune di Monticello Conte 8, con Simone Squarcina per tutti i dettagli sulla morte di Tiziano Segato, 64 anni, che ieri mattina è stato trovato cadavere all'interno della propria abitazione. C'è una vera e propria svolta nelle indagini, ci racconta tutto Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, buongiorno anche al nostro ospite, la consigliera comunale Cristina Zanini. Ci troviamo proprio in via Fogazzaro, dove ieri mattina si è consumata la macabra scoperta, quindi Tiziano Segato, il 64enne, che è stato trovato in una pozza di sangue proprio al primo piano della palazzina che vedete dietro le mie spalle. Una svolta delle immagini di cui vi parliamo a breve, ma intanto io faccio una domanda al consigliere comunale, perché stamattina sono state tante le testimonianze di vicinanza che sono arrivate, il paese che insomma non è abituato a questo tipo di episodi. Sì, indubbiamente di episodi di simile efferatezza non ho memoria e veramente non abbiamo memoria. Un episodio che ha sconvolto il paese. Indubbiamente il problema della sicurezza percepita, di casi anche di fragilità sociale è all'attenzione di tutti, ma ripeto, una simile fattispecie criminosa di questo tipo ci ha lasciato veramente tutti inorriditi, e in effetti le testimonianze, le richieste di spiegazioni si ripetono anche a noi che rappresentiamo le istituzioni. Ecco, uno shock che appunto abbiamo anche noi registrato ai nostri microfoni. Ovviamente stasera manderemo in onda sul TG. Intanto, a proposito della svolta sulle indagini, sentiamo insieme il servizio realizzato da Ivano Tolettini. Il presunto omicida Viktor Tamashuk, romeno di 28 anni, è stato fermato e trasferito in carcere a Vicenza. Dunque il compleanno finito nel sangue non è più un giallo. A Monticello Conte 8, in via Fogazzaro a Cavazzale, il camionista Tiziano Segato, 64 anni, divorziato e padre di 3 figli, è stato ucciso al termine di una lite con il suo coinquilino, che deve rispondere di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi che sia stato ucciso a calci e pugni. La vittima era stata trovata morta ieri mattina intorno alle 11 nella sua abitazione. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che in poche ore ha portato al fermo del coinquilino, che da qualche tempo viveva saltuariamente con la vittima e collaborava con lui anche in alcuni lavori. Come detto, l'ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Vicenza con il sostituto Hans Roderick Blattner insieme alla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi è quella di omicidio preterintenzionale. Secondo una prima ricostruzione, all'interno dell'appartamento è scoppiata una lite violenta. Non si esclude per futili motivi, una discussione degenerata fino all'aggressione fatale. A chiamare i soccorsi è stato proprio il 28enne Tamashuk. Quando però i sanitari del SUEM sono arrivati nell'abitazione, per Tiziano Segato non c'era ormai più nulla da fare. Da quanto emerge, la convivenza era nata per ragioni pratiche ed economiche. Segato avrebbe ospitato il giovane per aiutarlo, ma tra i due non sarebbero mancati contrasti, discussioni e tensioni, forse anche per soldi, e aggravate dall'alcol. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il ricordo del fratello della vittima, Tullio Segato, ex investigatore della squadra mobile e oggi criminologo, che lo descrive come un uomo buono, disponibile, forse perfino troppo. Era un buono, ma ingenuo, sono sconvolto, ha detto ai cronisti. Parole che raccontano tutto il dolore di una famiglia e lo smarrimento di un'intera comunità, mentre ora l'inchiesta farà piena luce su una morte tanto brutale quanto improvvisa.
Ecco, l'avete sentito, si attende appunto che le indagini facciano luce sulle motivazioni, sulle cause di quanto successo. Intanto torniamo a parlare con il consigliere. Lei prima faceva cenno alla fragilità sociale, un problema diciamo sempre più sentito. Sì, purtroppo sì. Negli ultimi tempi il problema di casi sociali di particolare fragilità si è fatto particolarmente sentire e spesso purtroppo si sono tradotti anche in commissione di reati. Basti pensare che in una via adiacente a dove ci troviamo ora, poche settimane fa si sono ripetuti episodi di occupazioni abusive di abitazione. Questo sta ad indicare che cosa? Che ci sono spesso dei casi a monte anche di fragilità che non passano attraverso i servizi sociali, magari rimangono sconosciuti ai servizi sociali, ma di quali che non possiamo sicuramente trascurare, per i quali dobbiamo dare tutta la nostra attenzione tramite che cosa? Tramite una conoscenza capillare del territorio. Quindi anche da parte nostra, in piena collaborazione anche con la maggioranza, quindi come consiglieri di minoranza, continuiamo a portare mozioni, interrogazioni proprio sul tema della sicurezza, del problema anche della percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Ecco, io ringrazio il consigliere Zanini per essere stata con noi, vi lascio ascoltare la testimonianza ad oggi del sindaco di Monticello con Teotto e poi la linea può tornare allo studio. Sindaco, ieri è una giornata molto impegnativa, oggi il paese è sotto shock, le persone sono venute anche a parlarle. Sì, le testimonianze che abbiamo raccolto ci raccontano di una persona mite, tranquilla, anche nei rapporti col vicinato. Soltanto ultimamente si sono sentite delle liti da parte delle abitazioni attigue, ma la zona è tranquilla, la piazza è tranquilla, non c'erano stati mai episodi, insomma siamo tutti sconvolti da quanto è successo. Questa tra l'altro è la prima volta che capita a Monticello. Sì, assolutamente, non c'erano mai stati episodi di omicidio, se di omicidio si tratta, perché saranno naturalmente le indagini ad accertarlo. E il paese come sta reagendo a questo trambusto? Come in questi casi, con stupore, anche con amarezza, insomma siamo nella settimana di Pasqua e ecco. Chi conosceva il signor Segato lo descrive come una persona buona? Sì, con una persona tranquilla, mite, ecco. Ospitava questo ragazzo che sembra gli desse dei problemi con i quali lo si è sentito litigare ultimamente. Così a Monticello con Teotto, questa la svolta per certi versi clamorosa nelle indagini. Possiamo parlare, lo avete sentito, non più di giallo ma di un vero e proprio omicidio preterintenzionale. Questa è l'ipotesi della Procura della Repubblica di Vicenza. Ritorniamo con la cronaca fra pochissimo. Vi dico già che ci collegheremo con Cartura, con il nostro Federico Fusetti, perché c'è un'alert persona scomparsa, un anziano. Le ricerche sono in corso soprattutto lungo un canale. Sarebbe stato un incidente fra pochissimo, quindi ci collegheremo con Cartura. Però adesso un altro tema importantissimo, sentito tra tutta la popolazione, quello delle liste d'attesa. Per questo ci colleghiamo con la nostra Tiziana Bolognani, che si trova a Belluno con Stefano Bozzi per la parte tecnica. Tiziana, buongiorno, parliamo, lo avete capito, di sanità. Sì, Cristian, buongiorno. Allora, controllo di gestione, governo continuo delle agende dei CUP e dei professionisti che lavorano all'interno del territorio, nel territorio della ULSS 1 Dolomiti, questo per rispondere alle pressanti necessità e richieste di salute da parte del territorio. E in provincia di Belluno le cose stanno andando
molto bene, perché i dati lo confermano, vero dottor Dal Ben, il commissario dell'ULSS 1 Dolomiti, che oggi ha fatto il punto assieme al dottor Giacomo Longo, che è il responsabile del piano di gestione per l'appunto delle liste di attesa, su quello che sta accadendo, che è di segno positivo, decisamente positivo. Ma sì, siamo abbastanza soddisfatti, perché soddisfatti del tutto mai, nel senso che il lavoro che si sta facendo nell'ambito appunto della gestione delle liste d'attesa è un lavoro continuo, costante, di giorno in giorno, perché vogliamo dare le risposte migliori possibili alla nostra gente. Comunque il lavoro fatto ci ha portato a garantire le prestazioni in fascia B, a rispettare i 10 giorni appunto della fascia B, rispettiamo per più del 95% le prestazioni in fascia D, quelle a 30 giorni, e lo stesso dicasi per la fascia P, quelle a 60-90 giorni. È un risultato raggiunto con un percorso sia in ambito della gestione della domanda, quindi lavorando molto sull'appropriatezza delle prescrizioni, sia in ambito dell'offerta, aumentandone appunto l'offerta. Ecco, una delle questioni particolari riguarda, che voi avete affrontato, è l'appropriatezza della prescrizione, con gli incontri che avete svolto sul territorio e anche con i corsi che sono stati fatti. Questo certamente ha dato anche il senso del risultato che avete ottenuto. Sì, è fondamentale. Io dico sempre che il nostro sistema sanitario nazionale, quindi regionale, è qualcosa di prezioso e che va assolutamente mantenuto, va manutentato continuamente, e lo si fa proprio gestendolo bene, cioè usandolo quando serve. L'appropriatezza significa prescrivere nel momento giusto, al tempo giusto, per la giusta causa, quel tipo di prescrizione. E poi da ultimo, prima di restituire la linea allo studio, volevamo fare un esempio, l'esempio che poi è stato portato anche al tavolo, al di là delle specialità, diciamo le più critiche, la dermatologia, la cardiologia eccetera. Si è parlato dell'intervento della cataratta che viene particolarmente richiesto soprattutto negli ultimi anni, perché la popolazione ai noi invecchia sempre di più, e voi siete riusciti anche in questo caso a dare una risposta efficiente al territorio. In che modo? Beh, noi facciamo circa 2000 cataratte all'anno e siamo riusciti in questo periodo a dimezzare quelli che è il tempo di attesa, e quindi anche questo è un risultato importante, immettendo nel sistema risorse economiche, facendo appunto convenzioni con specialisti di altre aziende, aumentando l'attività degli nostri specialisti. Ecco, un bel risultato che continuiamo comunque a mantenere, a perseguire, perché è importante che la gente abbia queste risposte nei tempi giusti. E ringrazio il dottor Giuseppe Dal Ben, Cristian, tutti i dettagli naturalmente nel telegiornale questa sera, e per ora ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani con Stefano Bozzi da Belluno. Ora a Cartura con il nostro Federico Fusetti. Vi dicevo di una mobilitazione in corso, si cerca un anziano. Lo vedo pronto il nostro Federico Fusetti con Federico Cibotto, se non sbaglio, proprio da Cartura. Buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sì, sono con Federico Cibotto e siamo a Cartura, come hai detto, quindi Bassa Padovana. Cosa è successo? È successo che ieri, durante la giornata, un anziano di 85 anni si è avvicinato a questo canale che Federico Cibotto vi mostra, il canale Vigenzone, lungo un paio di chilometri, però non ha più dato notizia di sé questa persona, e quindi verso le 20 di ieri sera è scattato il piano che è coordinato dalla prefettura e che vede impegnati sia il nucleo sommozzatori della Polizia di Stato, i vigili del fuoco naturalmente, che sono quelli più attivi in questo momento. Federico vi sta mostrando come stiano risalendo, anzi percorrendo avanti e indietro questo canale alla ricerca del come dicevo c'è la Polizia di Stato. Poi a Cartura, che è un paio di chilometri di distanza da qui, quindi in centro a Cartura, c'è possiamo chiamarla la centrale operativa un po' dei vigili del fuoco, con tutti i mezzi che coordinano l'attività di ricerca. Da lì credo siano partiti o debbano partire anche i droni che appunto sorvoleranno il canale, che sono coordinati dai comandi di Padova e Rovigo.
Rovigo. Ovviamente le ricerche sono ancora in corso e finora hanno dato esito negativo. Insomma, può anche essere, e ce lo auguriamo, che l'anziano non sia nemmeno finito in acqua ma sia da qualche altra parte, però è ovvio che in questo caso di dubbio il luogo più probabile dove cercarlo è proprio questo canale, e quindi le ricerche proseguono per questo motivo lungo il canale Vigenzone, dicevo Bassa Padovana, quindi per questo motivo sono interessati anche, oltre che il comando di Padova, anche il comando di Rovigo, dei vigili del fuoco sotto il coordinamento della prefettura. Noi saremo ancora un po' qui, quindi Cristian, se ci saranno novità naturalmente ti chiederemo di nuovo la linea, in attesa insomma di capire quello che accadrà. Per il momento allora è tutto, e quindi io e Federico Cibotto ti restituiamo la linea. Grazie davvero da Cartura questi gli aggiornamenti. E la cronaca ci riporta nel Vicentino, sulle strade del Vicentino, dove un motociclista di 58 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Monticello di Fara, allo schianto in una strada di campagna. Tragedia nel primo pomeriggio a Sarego, in via Palazzetto, a Monticello di Fara. Un uomo di 58 anni è morto dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava. Secondo una prima ricostruzione, il Centauro verso le 13:30 stava percorrendo la strada quando, per causa in fase di accertamento, ha sbandato uscendo dalla carreggiata. Il mezzo è finito nel fossato sul lato opposto della strada in mezzo alla campagna. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al motociclista, deceduto sul colpo. Inutili soccorsi. Il personale sanitario, intervenuto celermente, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale per i rilievi, per chiarire l'esatta dinamica. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. È l'ennesima tragedia della strada nel territorio comunale di Sarego, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza e sul rischio, sempre presente anche nei tratti apparentemente più tranquilli come quello di via Palazzetto. Nel Padovano, violenta aggressione in un bar di Brugine. Un uomo è entrato con delle forbici e ha colpito la barista, è stato per questo denunciato dai carabinieri. La telefonata al 112 è arrivata nella tarda serata di ieri. All'altro capo del filo la titolare di un bar di Brugine, che raccontava, terrorizzata, di essere stata aggredita da uno degli avventori che l'aveva colpita con un paio di forbici e stava minacciando gli altri clienti. I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco, in zona per i quotidiani servizi di controllo del territorio, si sono recati sul posto. L'aggressore è stato individuato e fermato. Durante la perquisizione sono saltate fuori le forbici che l'uomo, un 41enne residente a Legnaro, aveva tentato di nascondere nei pantaloni. Per il 41enne è scattata la denuncia. Dovrà rispondere dei reati di lesioni personali, minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. La donna aggredita è stata condotta in ospedale a Piove di Sacco. Parliamo di truffe, con il finto carabiniere che torna a colpire, ennesimo caso di truffa ai danni di un'anziana facoltosa ottantenne derubata di tutti i gioielli, accaduto a Mogliano Veneto. Ancora una truffa con il finto carabiniere, ma questa volta il bottino è davvero ingente. Vittima una facoltosa signora ottantenne che vive in una villa lungo il Terraglio a Mogliano. È da poco passata l'ora di pranzo quando la donna riceve la telefonata di un uomo che si qualifica come carabiniere in servizio al comando di Venezia. Dice di dover fare una verifica sui gioielli della signora dopo un consistente furto di preziosi verificatosi nel capoluogo lagunare. È talmente convincente da indurre l'anziana a tirar fuori tutti i suoi gioielli ed esporli su un telo sopra il tavolo. La telefonata è lunghissima. Il finto carabiniere, con una tecnica ormai collaudata in tanti colpi di questo tipo, tiene la vittima sempre in linea in modo che non possa chiamare parenti o forze dell'ordine per una verifica. Fatto sta che dopo un po' si presenta al cancello della villa il complice, il quale, fingendosi il perito incaricato della verifica sui preziosi, entra in casa. In un attimo prende il telo con i gioielli, lo infila nello zaino e si allontana. Il complice continua a
tenere al telefono la vittima rassicurandola ancora per quasi un'ora, evidentemente per dare all'altro truffatore il tempo di dileguarsi. Solo alle 17, quando alla villa arriva la collaboratrice domestica, emerge il raggiro. Vengono allertati i carabinieri, quelli veri, che ora conducono le indagini sulla truffa. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione, ma comunque il valore dei gioielli è ingente. L'allerta su questo tipo di reato, con casi di truffa ormai quotidiani, è molto alta, eppure i malviventi continuano a mietere vittime. Il comune di Mogliano ha organizzato diversi incontri per informare i cittadini. Noi lo diciamo sempre quando facciamo le riunioni, sia con i carabinieri, che ringrazio per la grande collaborazione che stanno dando qui a Mogliano Veneto assieme alla polizia locale. Fate un colpo di telefono, se loro insistono mettete giù il telefono, se effettivamente c'è qualcosa che necessita di un'urgenza richiamano, ma mettete giù il telefono, interrompete la comunicazione, chiamate il 112 e chiedete informazioni. Mai stare al telefono tanto tempo con queste persone, con una persona che vuole trattenerti al telefono, perché significa che c'è qualcosa di criminale sotto, e in questo caso purtroppo ancora una volta è successo questo. Ci sono i finti carabinieri, ma ci sono anche i finti fisioterapisti che sono entrati in azione a San Michele delle Badesse. Siamo a Borgoricco. Non hanno avuto rispetto neppure di un'anziana che stava per entrare in chiesa. I ladri che hanno messo a segno un furto nel sagrato di San Michele delle Badesse, frazione di Borgoricco. È qui che la donna è stata avvicinata da una coppia, un uomo e una donna, che si sono finti fisioterapisti e dopo averla distratta, iniziato a toccarle in punti in cui avrebbe potuto, secondo loro, avere dolore, con destrezza le hanno rubato la catenina d'oro con una medaglietta a cui era molto affezionata. Non uno strappo, la collanina potrebbe essere stata tagliata con rapidità da uno dei due mentre il complice distraeva la vittima. Tutto è accaduto in pochi minuti, tanto che subito l'anziana non si è neppure accorta di quanto stava accadendo. Ancora una volta vittima di malviventi, una persona vulnerabile toccata non solo in oggetti di valore ma anche negli affetti. Una donna mora, capelli scuri e cappotto nero gira fra le vie di Arcade e tenta di introdursi nelle abitazioni spacciandosi per un assistente sociale. Il comune di Arcade mette in allerta i cittadini e lancia un appello: non aprite la porta a sconosciuti, non fate entrare in casa nessuno senza un'adeguata identificazione e soprattutto diffidate da chiunque si presenti con richieste sospette. Chiunque veda qualcuno di sospetto avverta subito le forze dell'ordine. Il comune ha pubblicato un post sui social per avvertire l'intera cittadinanza. La cronaca giudiziaria, il femminicidio di Cinzia Luison. Si è chiuso il processo, la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo al marito della donna che voleva lasciarlo, Walter Pitteri. Nessuno sconto di pena per Walter Pitteri, l'ex autista CTV che nel dicembre 2022 uccise la moglie 60enne Cinzia Luison, colpendola più volte alla testa con una bottiglia di vino piena nella loro casa a Sastino di Livenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo per l'ottenimento delle attenuanti generiche, confermando dunque la sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste. Confermata anche la provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle due figlie della coppia, costituitesi parte civile insieme alle due sorelle della vittima. Molto conosciuta per la sua attività di parrucchiera, Cinzia Luison era stata trovata riversa a terra dopo l'ennesima discussione col marito in cui aveva maturato la decisione di separarsi. Ludopatico e spesso ubriaco, la maltrattava da anni. Ti faccio fuori, le diceva, ti faccio a pezzi, ti faccio diventare polvere, ti butto giù dal balcone, ti spacco la faccia. È stata la brutale violenza a convincere la giuria popolare della Corte d'Assise di Trieste a non concedere le attenuanti. Ritorniamo ai temi dell'attualità, certamente uno su tutti, il contributo d'accesso a Venezia che ritorna oggi il primo giorno. Lo sta testando per noi il nostro Filippo Fois che a Venezia si trova con Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 dal piazzale della stazione Santa Lucia di Venezia, che è il luogo simbolo, diciamo, sia per il turismo a Venezia che per il contributo d'accesso, visto che qua si trovano i varchi più importanti di questo provvedimento che da qualche anno sta facendo discutere e non poco. Un provvedimento che è nato per regolare l'enorme massa di turisti che arrivano in città. Questo è uno dei periodi storici di grosso afflusso, siamo a ridosso di Pasqua, gli alberghi segnano delle prenotazioni che vanno vicine al tutto esaurito in alcuni casi, e anche i dati sulle prenotazioni per il contributo d'accesso, che quindi fanno i turisti giornalieri, ci segnalano già 25.000 prenotazioni per questo primo fine settimana. Questa stazione adesso non la vedete con tanta gente, ma è stata letteralmente presa d'assalto per tutta la mattinata. Abbiamo assistito all'arrivo di migliaia di persone, tutte poi sono dovute passare per questi varchi con delle reazioni molto diverse. Chi ha pagato senza battere ciglio, chi invece si è lamentato dicendo che non è giusto pagare il contributo d'accesso, chi ha detto che con quello che costa bisognerebbe garantire magari l'accesso a un museo della città o alla Basilica di San Marco, chi invece proprio non si è accorto di niente. Abbiamo intervistato addirittura un milanese che è passato dritto, quando gli abbiamo chiesto se aveva pagato ci ha detto che cosa, non sapeva neanche ci fosse il contributo d'accesso, nessuno l'ha fermato e probabilmente se non glielo dicevamo noi non avrebbe neanche potuto raccontare a Milano che c'era stato oggi il contributo d'accesso a Venezia. Il provvedimento continua a far discutere perché serve davvero a regolare i flussi turistici, serve a fare cassa, è giusto mantenerlo, è giusto tenere questo prezzo che sono 5 euro per chi si prenota entro 3 giorni dall'arrivo, oppure si sale a 10. Bisognerebbe aumentare questa cifra, si discute di questo, bisognerebbe far pagare anche i veneti. I veneti al momento sono esentati, eppure quando si tratta di turismo giornaliero sono la componente più importante del turismo di chi si ferma poche ore in città. Sono tutti temi che in questo momento stanno facendo molto, molto discutere e naturalmente noi continueremo a seguirli anche nelle prossime settimane, però voglio farvi vedere perché non mancano anche questa volta le contestazioni. Qui per esempio c'è un gruppo di persone, sono dei residenti veneziani che si oppongono al contributo d'accesso. Qua si richiama un famoso film, Quanti siete, un fiorino, che era con Benigni e Troisi, se non mi ricordo male. Lei poi ha un carnet di esenzioni in mano, cioè mi spieghi come funziona? Allora, in quanto residente veneziano io posso emettere infiniti QR code. Con ciascuno di questi QR code mi danno 10 voucher, chiamiamoli così, che in questo caso servono per esentare una persona per 4 giorni, 3, 4, 5 e 6 aprile. Quindi ogni QR code sostanzialmente vale 400 euro. Teoricamente... Il comune glielo lascia fare. Non è colpa mia, queste sono le regole che ha inventato il comune e io sto seguendo le regole del comune. Avrebbero dovuto forse pensarla meglio, ma è difficile pensarla meglio. Perché lo fate? Perché date delle esenzioni gratuite? Lo chiedo a lei. Perché assolutamente secondo noi non è possibile pagare per entrare in una città, e quindi per noi chiunque voglia entrare a Venezia deve poterlo fare senza dare una giustificazione a nessuno e deve poterlo fare in maniera completamente gratuita. E mi diceva prima, se uno deve partecipare a un funerale, questa è un'ipotesi estrema, deve pagare il ticket? Non è esentato? Assolutamente sì, è anche specificato nelle FAQ del comune. Se uno deve partecipare a un funerale e non è parente del defunto, deve pagare il ticket. Se uno deve andare a una conferenza, deve pagare il ticket. Per qualsiasi evento, per qualsiasi occasione, per qualsiasi motivo, uno deve pagare il ticket. Bene, questa è naturalmente una protesta di cui avevamo già dato notizie gli anni scorsi. Continua così come prosegue il dibattito sul ticket d'accesso. Per ora direi che da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie molte Filippo Fois con Sandro Ponchio. Ora a Treviso da Elena Dal Forno con Simone Merlo per raccontarvi la gioia di una città intera per la promozione della squadra di calcio, il Treviso Calcio in Serie C. Ci colleghiamo da un luogo iconico, simbolico della città. Elena Dal Forno, buongiorno. Buongiorno a te Cristian, buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Siamo ovviamente allo stadio Tenni, qui nel bellissimo prato cittadino, con il presidente Alessandro Botter e il mister Edoardo Gorini. Chiaramente cominciamo dal mister perché ovviamente le emozioni le ha vissute in campo lui proprio direttamente. Ieri si sono allineati tutti i pianeti, ovviamente vittoria del Treviso per 1-0, pareggio diciamo delle altre squadre che poi dovevano pareggiare.
Intanto buongiorno a tutti. Diciamo che è stata bella anche per questo, perché nessuno si aspettava cioè noi avevamo progettato di vincere la partita perché ci eravamo preparati e credo che la partita sia stata fatta al meglio. Poi fatalità, per puro caso, anche in modo inaspettato, si sono inanellati quei due risultati. È stato bello anche l'attesa del secondo tempo del Legnago che giocava un'ora dopo di noi. E alla fine le cose inaspettate sono sempre le più belle, quindi io credo che ci sia stata un'esplosione di gioia sincera, non c'era niente di preparato e quindi ha coinvolto tutti ed è stata ancora più bella secondo me. Cosa ha detto ai ragazzi nello spogliatoio? Nello spogliatoio abbiamo pensato a festeggiare, a bere, a stappare, insomma è giusto. Oggi ci siamo detti due parole e ho ringraziato tutti perché quando vinci un campionato non è una cosa casuale e farlo con una squadra completamente nuova, uno staff completamente nuovo, non è ancora più casuale, anzi è stata credo una grande impresa e va dato merito a tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto, a partire dalla società, dal presidente ai collaboratori, quindi ho ringraziato tutti perché tutti hanno dato il meglio di loro. Poi è chiaro che i risultati aiutano, però senza un lavoro di squadra non vai lontano e credo che quest'anno sia stato fatto tutto alla perfezione. Poi un pizzico di fortuna c'è sempre in ogni impresa, però va dato merito a loro di aver fatto tutti un grandissimo lavoro. Ecco, mister, sappiamo che lei è sceso di categoria proprio per il progetto, ha sposato questo progetto trevigiano. Che cosa l'ha convinta a tornare nelle serie minori? Intanto le parole del presidente, le parole del direttore, c'è un progetto, c'era un obiettivo di rilanciare una piazza importante come Treviso e io l'ho presa come sfida. A me scendere di categoria non mi spaventa, non mi spaventava e l'ho presa con tutto l'entusiasmo possibile. Io venivo da un esonero e quindi mi sono messo in discussione, ho sposato il progetto, ho parlato con il progetto è serio e quindi poi ho provato a mettere tutto me stesso. Poi è andato tutto bene perché come ripeto per fare grandi cose ci vogliono grandi persone e io ho avuto la fortuna di trovare grandi persone al di là dei giocatori, ma tutte le persone che gravitano attorno a Treviso sono persone di spessore, quindi se non hai persone di spessore difficilmente vinci o difficilmente fai grandi cose, quindi va dato merito a questo. Ecco, partiamo proprio allora da una persona di spessore che è il presidente. Signor Bottero, allora Presidente, un progetto che lei ha voluto fortemente insieme al Sindaco, anche sappiamo che ci sono stati tanti contatti, questa società ha avuto tanti problemi, no, nel suo passato, ma oggi ripartiamo. Sì. Ripartiamo con quest'idea progettuale che, come diceva adesso il mister, che lui è un uomo di sport, io sono un uomo di impresa, ma la sfida piace a tutti, no? Piace a entrambi, quindi anche per me questa è una sfida. Io ho detto che iniziavo un progetto che voleva riportare il Treviso tra i professionisti entro 3 anni e cercare di riportare la società ai livelli che merita, cioè, e quantomeno la Serie B. E la sfida è molto importante, siamo riusciti al primo anno a raggiungere il professionismo e adesso per il prossimo anno vedremo sicuramente di stabilizzarci e di capire bene le dinamiche della nuova realtà che andremo ad affrontare e poi vedremo quello che succederà. Ecco, intanto parliamo un pizzico di futuro, il mister Gorini è blindato. Mister Gorini è blindato, ha un contratto biennale, non si muove di qua. E poi c'è il problema dello stadio, lo sappiamo tutti, l'abbiamo detto tante volte anche con l'amministrazione. Che cosa state pensando? Allora, siamo partiti con uno studio di fattibilità di un nuovo stadio.
e quindi avremo una risposta dalla società a cui ci siamo affidati entro giugno-luglio di quest'anno, e quindi capiremo se ci sarà la possibilità eventualmente di andare a costruire in futuro un nuovo stadio. Nel frattempo invece dovremo chiaramente rimanere qui e adeguare questo stadio, cioè il vecchio Tenni, alla Serie C. Ci sarà una serie di lavori che inizieremo a fare al termine del campionato, quindi ai primi di giugno dovremo iniziare questi lavori per terminarli presumibilmente entro agosto e quindi all'inizio del campionato. Siamo già d'accordo con il comune, stiamo facendo un cronoprogramma e quindi dovremo farcela. Ecco, diciamo anche una cosa, che il campionato non finisce qua. Promozione acquisita con 4 giornate di anticipo, e poi ci sarà anche una coda per vincere una specie di scudetto. Sì, c'è lo scudetto della Serie D, ovvero tutte le squadre prime classificate nei 9 gironi si affronteranno per vincere lo scudetto della Serie D. È una cosa bella, carina, importante, perché l'anno successivo giocheresti con lo scudetto cucito nel petto. Vediamo chi arriva più sano verso fine campionato per potersi giocare questo scudetto. Ecco, Grazie, ricordiamo Elena, anche grazie che davvero. ci sarà una festa ufficiale. Grazie a te Cristian. Ricordiamo che ci sarà una festa ufficiale che sarà comunicata a breve, dove è invitata tutta la cittadinanza. A te studio. Perfetto, ti ringrazio. Grazie Elena Dal Forno con Simone Merlo dallo stadio Tenni. Io vi ricordo la notizia di apertura che vi ho dato all'inizio. Operaio muore cadendo da oltre 10 metri all'ex zuccherificio, stava montando un ponteggio. La tragedia a Porto Viro verso le 9 questa mattina. Noi adesso andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta, vi ricordo le notizie principali della giornata. Mi supporta in questo l'edizione online del Gazzettino. La tragedia sul lavoro di Porto Viro in primo piano, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, poi appunto Monticello Conte 8, l'omicidio, la svolta, quindi è stato fermato questo coinquilino 27enne di Tiziano Segato, il 64enne che è stato ritrovato morto ieri all'interno della propria abitazione a Cavazzale di Monticello Conte 8, e poi l'incendio che vi ha raccontato la nostra Marta Zatta da Padova, l'incendio nel condominio con un anziano e una badante che si sono rifugiati sul terrazzo e che sono stati salvati in extremis di fatto dai vigili del fuoco. L'intervento è stato tempestivo, ci sono diversi evacuati e sfollati. Sempre per la cronaca è stato condotto in carcere con una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione un 25enne, già agli arresti domiciliari e con il braccialetto elettronico da dicembre 2024. Il giovane è ritenuto responsabile di aggressioni fisiche e verbali all'ex compagna, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. I carabinieri hanno raggiunto il 25enne nella sua casa di Cavarzere e condotto per questo in carcere. Sempre nel veneziano esce di casa e si ritrova una bambola con un coltello infilzato nel cuore. Paura per un assicuratore di Mestre, sotto sequestro il giocattolo. Una bambola con un coltello infilzato nel cuore è la scena che si è trovato davanti un assicuratore di Carpenedo, titolare di un'agenzia, mentre usciva dalla porta di casa per andare a lavoro. L'episodio appena pochi giorni fa. Nessun messaggio a corredo della bambola, nessun biglietto, ma sul fatto sembrano esserci pochi dubbi che possa essere un'intimidazione, una minaccia. La bambola è ora sotto sequestro in attesa che l'uomo denunci formalmente l'accaduto. Al momento del ritrovamento sono giunti sul posto i carabinieri della stazione vicina per indagare sul fatto. Saranno a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero portare a identificare l'autore o gli autori del gesto. A Bassano della Grappa tornano in azione i ladri in Prato Santa Caterina, razziata l'auto di una famiglia di turisti. Brutta sorpresa per una famiglia che era arrivata a Bassano per qualche ora di riposo nel primo giorno di vacanze pasquali per i 3 bambini di casa. Nella tarda mattinata, mentre la famigliola si rilassava nel parco Ragazzi del 99, qualcuno ha sfondato il finestrino del posto anteriore destro della Renault parcheggiata in Prato Santa Caterina.
Ai malcapitati non è rimasto che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia. Nel sacco sono finiti portafogli e documenti che erano stati lasciati incautamente in una borsa in bella vista sul sedile del passeggero. Non ci sono testimoni. La magistratura, rimaniamo nella Bassanese, ha disposto l'autopsia sulla salma di Egidio Bergamo, l'allevatore di 41 anni morto straziato dallo spargiletame. Sarà l'autopsia a chiarire ogni aspetto della tragedia avvenuta a Colcampeggia, sul Monte Grappa, nel territorio di Romano Dezzelino, dove ha perso la vita l'allevatore Egidio Bergamo, di 41 anni. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo e disposto l'esame autoptico sul corpo dell'agricoltore, trovato senza vita dal fratello dopo ore di ricerca martedì notte. Secondo una prima ricostruzione, l'agricoltore stava lavorando da solo nei terreni di famiglia quando sarebbe rimasto schiacciato dal macchinario agricolo, uno spargiletame agganciato al trattore. Un incidente che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Gli accertamenti del magistrato serviranno a stabilire con precisione la dinamica e le cause della morte, anche se al momento non emergono elementi diversi dall'ipotesi dell'infortunio agricolo. Intanto la comunità, col sindaco Simone Bontorin, si stringe attorno alla famiglia. Il nulla osta per i funerali è atteso nei prossimi giorni. Le esequie potrebbero svolgersi mercoledì prossimo. Una morte che lascia sgomento e riaccende i riflettori sulla sicurezza nei campi. Scivola per una trentina di metri in un canale innevato, escursionista 37enne di Casiera recuperato dall'elicottero della SUEM di Pieve di Cadore. L'uomo era partito a piedi con un amico dal centro didattico Valpori in direzione rifugio Bassano quando ha perso l'equilibrio iniziando a scivolare sulla neve ghiacciata. È riuscito a fermarsi contro una pianta alcune decine di metri più in basso senza fortunatamente riportare conseguenze. Non essendo però in grado di risalire e temendo di scivolare ulteriormente a valle, ha chiesto aiuto alla centrale del 118. L'escursionista recuperato è stato trasportato a Cimagrappa. Ritorniamo sui fatti di ieri a Silea, in via Lanzaghe. Una residente anziana mette in moto la vecchia Panda ma va in cortocircuito, incendia garage e magazzino. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco. Siamo intervenuti in un incendio che ha interessato un garage adiacente all'abitazione che ha coinvolto anche il magazzino. Fortunatamente il nostro arrivo abbiamo delimitato i danni e sembrerebbe, insomma, dalla prima ricostruzione e anche dalle testimonianze, che sia partito da una vecchia auto che aveva in garage la proprietaria. Appena portata fuori dal garage, quando ha visto l'auto in fiamme ed è partita in avanti, da come ci dice dalla testimonianza. Un gesto quotidiano, quello di mettere in moto l'auto per uscire di casa, poteva costare davvero caro a una residente di Silea che se l'è cavata invece solo con un grande spavento e una piccola intossicazione da inalazione di fumo. Tutto accade tra le 12:30 e le 13. L'anziana va in garage, accende la vecchia Fiat Panda per uscire, ma si accorge che qualcosa non quadra, un cortocircuito che presto incendia la stessa vettura e si propaga anche al magazzino. I vigili del fuoco intervengono tempestivamente con 2 mezzi e una decina di uomini e mettono tutto in sicurezza. Noi interdiamo praticamente il garage e il magazzino. L'abitazione fortunatamente non è stata interessata, quindi penso che la signora adesso, con un piccolo ritocco all'impianto elettrico, penso possa abitarci ancora, insomma. Il SUEM 118, intervenuto per accertamenti, ha rilasciato la signora su sua precisa richiesta, mentre un vicino si è offerto di ospitarla per i prossimi giorni, dato che il fumo ha invaso tutte le stanze e ci vorrà qualche giorno prima che l'abitazione sia di nuovo agibile. Vi do anche questa notizia, i temi della sanità. Bambina di 2 anni colpita da una grave forma di otite è stata salvata al Cafoncello. Questa sera torneremo chiaramente su questa notizia. L'equipe di chirurgia funzionale dell'orecchio diretta dal dottor Daniele Frezza ha eseguito un delicato intervento su una paziente nata prematura e dal peso di soli 7,5 kg, salvandola dal rischio meningite e da danni permanenti all'udito. Così dunque al Cafoncello è stata salvata questa bambina di soli 2 anni.
Allora, avete visto, le notizie oggi sono tante, a partire dall'incidente sul lavoro che si è registrato a Portoviro, questo operaio che è morto cadendo da oltre 10 metri all'ex zuccherificio, poi la svolta nelle indagini per la morte di Tiziano Segato, 64 anni, a Cavazzale di Monticello Conte 8, con questo 27enne coinquilino che è stato fermato per omicidio preterintenzionale. Tanti i fatti, ma noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e ritorniamo con la nostra rubrica del venerdì Ecovisioni, oggi dedicata ai temi della sostenibilità sociale. A fra pochissimo. Eccoci puntuali come sempre con Ecovisioni, noi siamo sempre in diretta su Antenna 3 con Andrea Ferrazzi, che non ha certo bisogno di presentazioni, Presidente Associazione Persone Ecologia Reti, e con l'ospite di oggi che è Luciana Cremonese, Presidente della Cooperativa Sociale Solco, una realtà molto radicata sul territorio. Come sapete, Ecovisioni è dedicato ai temi della sostenibilità. La sostenibilità è un mondo che non prescinde dai temi sociali, come ci indica il nostro documento di riferimento, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità, Ferrazzi, è sociale, innanzitutto sociale, mi verrebbe da dire. Ma certamente, tanto è vero che il primo dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite dice che bisogna fare la lotta alla povertà, il secondo la lotta alla fame, il terzo lavorare per un sistema di istruzione che funziona, che sia universale, a prescindere dai soldi che ha una famiglia per pagare o meno la scuola ai figli, il quarto è un sistema del sanitario universale, che quindi consenta a tutte le persone di avere la sicurezza di essere curata nel momento in cui ne ha bisogno, e potremo continuare. Quindi perché è importante sottolineare questo? Perché quando si parla di sostenibilità, nella maggioranza dei casi, si immagina fondamentalmente l'ambiente, il clima e via dicendo, cose naturalmente fondamentali. Ma non è solo questo, sostenibilità è come un tavolo che ha bisogno di 4 gambe per stare in piedi. Ci vuole la sostenibilità economica, ci vuole la sostenibilità sociale, quella ambientale e quella istituzionale. Oppure potremmo dirla da veneziano come sono io, la sostenibilità è esattamente la deriva di una barca a vela, no? Quella grande pinna che c'è sotto la barca stessa, che consente alla barca di non scuffiare, di non ribaltarsi, di andare dritta e di non spostarsi lateralmente, ma di sfruttare invece il vento per proseguire dritto, e addirittura di risalire il vento quando si va controcorrente, cioè controvento. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che nel mare in tempesta che stiamo vivendo, drammaticamente in tempesta in questi anni, da ogni punto di vista, guidati da incendiari pazzi, egocentrici e forse anche peggio, che stanno compiendo degli atti inenarrabili, che creeranno, stanno già creando e creeranno delle conseguenze nefaste anche ben oltre, diciamo, il perdurare al comando di alcune nazioni occidentali dei loro stessi. Ebbene, nel mare in tempesta che stiamo attraversando è di ogni evidenza che il tema della sostenibilità è la linea da seguire, perché sostenibilità è pace, è diritti, è democrazia, è partecipazione, è giustizia sociale, è inclusione sociale, è lavoro, è crescita economica durevole nel tempo. È tutto questo la sostenibilità. Quindi è un approccio assolutamente pragmatico, non ideologico. È un approccio che vede la persona al centro e tutto attorno deve seguire la persona. Per questo è importante oggi, e per questo abbiamo con noi oggi la Presidente di Solco, perché lavora esattamente in questi concetti. Ecco, Solco è una realtà molto radicata, dicevamo, nel territorio trevigiano, veneto, che
attua di fatto alcuni goal di Agenda 2030. Voi operativamente mettete a terra questa agenda. Tra l'altro io vi ricordo sempre di consultare il sito di ASVIS, che è molto ricco, molto interessante. Lo vedete, il primo goal, come diceva Andrea Ferrazzi, è sconfiggere la povertà. Questa diciamo è la priorità. Il secondo goal è sconfiggere la fame. Sembrano dichiarazioni di principio, ma non sono dichiarazioni di principio. Solco, dicevamo, Presidente, mette a terra questi obiettivi, ma le chiedo prima proprio di fotografare la realtà di Solco per chi ancora non la conoscesse. Bene, allora Solco è nata nel 1992 per rispondere a un'esigenza nel territorio. È un gruppo di medici, infermieri che impegnavano alcune persone nella comunità terapeutica di salute mentale, si sono posti una domanda: ma perché le persone, anche se hanno una difficoltà, hanno uno svantaggio, in questo caso psicologico, non possono avere diritto ad un lavoro? Quindi Solco nasce proprio per questo motivo. E dal 92 noi siamo nel territorio, nel 99 ci siamo proprio spostati a Treviso, noi abbiamo sede a Treviso, occupiamo un'area commerciale, industriale di circa 2300 metri quadrati e impegniamo una cinquantina di persone. Il 70% delle persone occupate in Solco hanno una disabilità, uno svantaggio mentale. Il 70%? Il 70%. Allora, siccome Solco è anche iscritta a Confindustria e sediamo nei tavoli del gruppo di sostenibilità, spesso le aziende ci chiedono: ma come fate voi a portare avanti un'attività produttiva con il 70% del personale con uno svantaggio? La risposta per noi è automatica e semplice, perché questo è il nostro obiettivo. Noi siamo nati per questo, per dare dignità a quelle persone che non riescono a sostenere un lavoro in un mercato profit. Voi siete la dimostrazione che mondo sociale e mondo profit possono dialogare, anzi che forse possono essere anche la stessa cosa, mi verrebbe da dire. Allora, noi dimostriamo che quella famosa rete, quel circolo virtuoso per cui si possa dire che la sostenibilità funziona, è proprio questo. In Solco, nello specifico, se noi non avessimo la collaborazione delle aziende profit, del terzo settore, dell'amministrazione pubblica, non saremmo così virtuosi e non saremmo così sostenibili. Virtuosi, operativi, però appunto orientati al mercato. Certo, quando parlava prima il dottor Ferrazzi che non deve essere solo un'ideologia, per noi la sostenibilità è un valore. È il valore perché possa essere applicato, perché possa essere rispettato, perché possa essere portato avanti. Nel nostro caso ha bisogno di concretezza, quindi ha bisogno di lavorare. Voi avete predicato e praticato l'inclusione ante litteram, quando ancora questo termine non andava di moda, mi diceva nei primissimi anni 90. Immagino, insomma, era un fattore novità mica da ridere. No, infatti noi siamo stati molto innovativi e sarà perché noi trattiamo la salute mentale, siamo stati anche molto folli, perché a quei tempi l'idea che delle persone con un disturbo mentale potessero normalmente, tra virgolette, lavorare era una cosa impensabile. Quindi a quel tempo, quando la cooperativa è nata, questo medico che è stato di fatto il primo presidente, l'infermiere signor Rossetto, che poi ha portato avanti la cooperativa, hanno creduto fortemente in questo concetto innovativo. Poi quando la grande svolta è arrivata, quando prima di me c'è stato un altro
presidente molto importante, che è il signor Bonfanti, che era un direttore di azienda, Profit, e lì è scattata la vera scintilla nel dire: bene, io presidente, signor Bonfanti, conosco l'imprenditoria, lascio a voi, gruppo giovane di operatori, tutta la parte sociale. Ferrazzi, che cosa ci insegna l'esperienza di Solco? Ma ci insegna che l'attività economica deve essere al servizio delle persone, ma guardi che non stiamo dicendo delle cose particolarmente rivoluzionarie, perché la nostra Costituzione dice esattamente questo. L'articolo 41 della nostra Costituzione, quello che i padri costituenti hanno chiamato l'articolo delle libertà economiche, stabilisce che, io aggiungo grazie a Dio, che l'attività economica, anche quella privata oltre a quella pubblica, nel nostro paese è libera. Ma poi aggiunge nel secondo comma che, anzi nel primo comma dice che però la finalità non è l'attività economica in quanto tale, ma deve svolgersi appunto nel rispetto dell'autonomia, della dignità delle persone. Cioè il centro dell'attività economica per la nostra Costituzione è che è un servizio nei confronti delle persone. Noi poi, lei sa benissimo, ne abbiamo parlato spesso in questa trasmissione, abbiamo anche modificato. Da senatore sono stato uno dei 9 che appunto ha lavorato per questa riforma costituzionale, abbiamo modificato lo stesso articolo dicendo che l'attività economica è libera ma non può svolgersi in danno nemmeno alla salute e all'ambiente, e sappiamo quanto è importante oggi questa nuova, diciamo, dimensione. Ma la parte seconda dell'articolo dice una cosa aggiuntiva, dice: l'iniziativa economica pubblica e privata deve essere esercitata ad un fine sociale e ambientale. Cioè il fine stesso, dice la nostra Costituzione, il patto costituente che ci tiene insieme, dice che l'attività economica libera deve essere, e quella privata e quella pubblica devono essere finalizzate all'attività, al bene sociale e ambientale. Quindi possiamo dire, Ferrazzi, che il principio della responsabilità sociale delle imprese è in Costituzione. È assolutamente in Costituzione. E quindi quello che dobbiamo fare oggi che cos'è? È con questi progetti attuare la Costituzione, perché la Costituzione è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. È un obiettivo comune che ci siamo dati come appunto comunità nazionale, non è un punto di arrivo. Alcune cose che sono scritte nella Costituzione sono state raggiunte, ma la Costituzione è una pasta viva che deve essere continuamente modellata. È, come dire, è una spinta ideale ed è un impegno collettivo e personale affinché questi diritti che sono scritti in questi articoli vengano esercitati, quello che si dice passare da una Costituzione puramente formale a una Costituzione fattuale, no? C'è un diritto materiale, quindi da un diritto formale a un diritto sostanziale, si dice. I progetti come Solco, ed è per questo che oggi abbiamo voluto la Presidente qui con noi, sono esattamente progetti che attuano la nostra Costituzione. E certamente Solco attua la parità di genere, che possiamo vedere sempre dal sito di ASVIS, è il goal numero 5 di Agenda 2030. Voi avete ottenuto anche la certificazione di genere, che è uno strumento importantissimo, tra l'altro, mi corregga se sbaglio Ferrazzi, certificazione di genere che è stata incentivata negli ultimi anni anche dal PNRR. È un importante traguardo questo? Allora, per noi non è stato un traguardo, per noi è stata normalità. Come le dicevo prima, abbiamo avuto qualche modifica, no, nella gestione di Solco, e a un certo punto, quando l'ex presidente ha detto io per stanchezza, per età, decido di andarmene, ha lasciato la cooperativa, scusate, ad un gruppo di donne. Okay, infatti il nostro brand è il fucsia. Quindi questo lavorare insieme, questo ragionare sulla parità di genere non era voluto come raggiungere una certificazione, è diventata una cosa naturale nella nostra modalità di lavorare e di essere. È stato fisiologico ottenere questa certificazione? È stato fisiologico, nel senso che noi abbiamo messo insieme questo gruppo di lavoro e a un certo punto ci hanno suggerito: ma perché non fate anche la certificazione? Quindi è stato fisiologico. Per noi la parità di genere si sviluppa in vari modi.
ad esempio il nostro CDA è composto per il 60% da donne, io e la mia vicepresidente siamo donne, la responsabile di produzione è donna, il muletto viene usato anche dalle donne, perché noi non abbiamo fatto distinzione rispetto al sesso, abbiamo fatto la distinzione in base al talento e alla capacità. Sono solo le competenze che fanno la differenza? Sono le competenze che fanno le differenze sia sul genere e anche sulla disabilità. Per noi è importante definire e spiegare questo concetto. Quando le persone arrivano in solco, è chiaro, arrivano perché segnalate dai servizi. Noi abbiamo un appalto con la psichiatria di Treviso e noi invitiamo sempre le persone che arrivano a togliere la giacchetta di malati, perché quando arrivano da noi sono dei lavoratori. Prima parlavamo della Costituzione, ricordo che, se non ricordo male, l'articolo 3 dice che il lavoro è un diritto e ogni persona ha diritto ad un lavoro. Questo è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni con Solco, perché ci sono persone fragili che non riescono a mantenere un posto di lavoro nel mondo, definiamolo profit, ok? Da noi sì, perché semplicemente noi siamo strutturati e nati per fare quello, mettere al centro la persona. Tra l'altro Ferrazzi, noi spesso anche con le associazioni di categoria all'interno dei nostri programmi parliamo spesso di carenza di manodopera, di fuga di cervelli, ma non solo di cervelli, anche di competenze più o meno specializzate, anche competenze generiche. La storia di Solco ci insegna che ogni risorsa è preziosa e che ogni risorsa può far parte integrante di un ciclo economico e produttivo. Sì, e richiama peraltro non solamente le aziende come questa cooperativa appunto che ha nel suo DNA come funzione specifica l'inserimento lavorativo di persone diciamo con particolare disagio in questa fattispecie in particolare mentale, ma richiama la responsabilità di tutte le imprese, cioè la responsabilità sociale di impresa che si insegna ormai da 30-40 anni anche nei nostri corsi, nei master delle nostre università di economia, è una cosa seria. E cosa dice la responsabilità sociale di impresa? Che le imprese, in quanto soggetti all'interno di un ecosistema, hanno delle responsabilità, non solamente nei confronti degli imprenditori, che naturalmente ha l'obiettivo anche di raggiungere il pareggio di bilancio e anzi l'utile anche per poter poi ridistribuire e reinvestire, nei confronti dei lavoratori, perché appunto l'impresa è un ecosistema al suo interno, ma anche nei confronti dell'esterno, dei cosiddetti stakeholders, cioè dei portatori di interesse, che sono anche la comunità. Ora, ci sono imprese che diciamo se ne fregano totalmente di questo concetto, così come ci sono stati nazionali che stanno attuando delle politiche fondamentalmente predatorie. No, ne stiamo vedendo drammaticamente anche in questi giorni. Però questo crea dei danni inenarrabili e guardi che nel lungo periodo crea dei danni anche alle stesse imprese, alle stesse nazioni che attuano questi modelli. La responsabilità sociale di imprese invece è quella delle aziende che si chiamano le aziende generative, che hanno capito che tra l'ecosistema interno e quello esterno o c'è un'osmosi o c'è una relazione positiva, oppure non si va da nessuna parte. Se l'impresa non è letta dalla società civile, dalla comunità, dal comune, come una risorsa, e poi fa fatica quando ha bisogno dell'infrastruttura, quando ha bisogno di servizi, quando ha bisogno di servizi per il lavoro e via dicendo a funzionare bene. Ha bisogno appunto quando il brand non è letto dalla clientela come un brand importante che rispetta determinati standard e canoni, va in difficoltà dal punto di vista del mercato. Allora le imprese che hanno capito che è conveniente la sostenibilità, la sostenibilità non è un concetto puramente etico e morale, è un concetto economicamente conveniente. Ecco, questo diciamolo, sottolineiamolo. Ma guardi, abbiamo da poco, appunto lei citava l'ASVIS, con l'ASVIS e la Landon Economics, da poco ha fatto uno studio molto approfondito, ponendosi una domanda. Ma sostenibilità e competitività, che rapporto hanno tra di loro dal punto di vista proprio pragmatico dei numeri, andando a studiare i casi aziendali? La risposta è stata netta. Le aziende che hanno investito in sostenibilità sono le aziende che sono più competitive e hanno più reddito.
e soprattutto sono quelli che ce l'avranno domani. Quindi la prassi, la pragmatica dell'economia dice che bisogna lavorare nella sostenibilità, a meno che non vogliamo dare la sponda a imprenditori speculativi che immaginano di guadagnare nel brevissimo periodo, prendere il malloppo e poi andarsene via. Diciamo che questo è favorito dal contesto anche geopolitico, per questo vanno messi degli argini alti. Assolutamente, ce ne sono, va fatto ciò che dice la Costituzione. La stragrande maggioranza degli imprenditori, per esempio degli imprenditori veneti, io sono figlio di un piccolo imprenditore veneto, hanno invece questo nel DNA. C'è un rapporto stabile e duraturo col proprio territorio, un rapporto stabile e duraturo con i propri lavoratori, con i propri clienti, con gli enti locali. Dopodiché bisogna fare sistema. E quando si dice collaborazione tra i vari istituti, tra i vari livelli, su questo il Veneto può fare dei passi in avanti. Diciamo che la logica tipicamente, tradizionalmente veneta della fabbrica paese è una logica che ha favorito l'inclusione. Ha favorito l'inclusione con i cosiddetti distretti industriali anni 70, 80, 90 e adesso c'è bisogno di un salto di qualità perché c'è un problema di competitività internazionale, c'è un problema per esempio anche dimensionale, c'è un problema dimensionale anche nei confronti della finanza, c'è un problema dimensionale dal punto di vista della ricerca e dello sviluppo. Perché ormai il mondo, volenti o nolenti, è globalizzato e per competere devi fare sistema. Allora ci sono vari modi di fare il sistema. O crei aziende grandi dal punto di vista dimensionale, e questa è una strada, o contemporaneamente crei dei sistemi territoriali fortemente competitivi. Diciamo che le singole buone pratiche non mancano, anzi sono forse la norma, ma deve essere in qualche modo promossa una logica integrata. Assolutamente. E se posso aggiungere una cosa sulla valutazione, sul genere di cui parlavamo prima. È importante, e questo insomma è un dato assolutamente innovativo dal punto di vista della legislazione nazionale. Pochi mesi fa il Senato ha votato in via definitiva la valutazione di impatto generazionale e di impatto di genere. La prima generazionale cosa dice? Tutte le leggi dello Stato da adesso in poi devono valutare se e quali costi vengono scaricati nei confronti delle future generazioni. Cioè non esiste una legge che dica solamente ci guadagniamo noi, ma scarichiamo sui nostri figli e i nostri nipoti tutti i costi come abbiamo fatto spesso. E questo è un risultato della riforma della Costituzione dell'articolo 9, dove abbiamo inserito appunto che la Repubblica tutela gli interessi delle future generazioni. Ma poi sempre in questa norma c'è anche la valutazione di impatto di genere, la VIGE, che dice ogni legge deve essere pesata anche in questa dimensione, in questa traiettoria. E questo sicuramente è un fatto molto importante. Adesso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta scrivendo i decreti attuativi, con gruppi di lavoro siamo all'interno per cercare di scriverli nel modo migliore possibile. Io tornerei ancora sulla operatività di Solco, che da qualche tempo ha anche un'area dedicata al confezionamento alimentare. Quindi parliamo anche di un processo produttivo particolarmente complesso, impegnativo. Anche questo siete in grado di gestire con le vostre competenze interne, Presidente. Certo. Allora, noi abbiamo deciso in questi anni di diversificare perché lo vediamo, il mondo del mercato risente di tutto quello che succede nel mondo. Quindi noi abbiamo vari tipi di attività, facciamo assemblaggi di motori elettrici, facciamo confezionamenti vari e ci siamo specializzati in questo ultimo anno nel confezionamento alimentare di secondo grado, che significa avere un'area attrezzata e vincolata da autorizzazione sanitaria. Questo per noi è importante perché, come dicevo prima, il nostro scopo è quello di far lavorare tutte le persone che arrivano in Solco in base alle proprie capacità. Quindi aver creato un'area dove si possa impegnare altre 10 persone per noi è stato fondamentale. Quindi voi state diversificando le produzioni e i prodotti anche sulla base dei talenti che dovete supportare. Certo, perché il nostro obiettivo è quello di mettere al centro la persona con le proprie capacità. Noi
siamo produttivi al 100%, viviamo di produzione, vorrei specificare questa cosa, però non ci dimentichiamo che lavoriamo per le persone che sono in solco. Questo è, insisto su questo, è un ribaltamento. Si parte dalla persona per arrivare alla produzione, non viceversa. Ma questo è esattamente come dovrebbe essere, no? Naturalmente rispondendo al mercato, perché poi il mercato pone dei confini, dei limiti, delle richieste, ma la dimostrazione di Solco è esattamente questa, che si può contemporaneamente corrispondere alle leggi di mercato della domanda e dell'offerta e contemporaneamente lavorare per l'integrazione lavorativa e quindi della dignità delle persone che lavorano in questa cooperativa, perché non solo la Costituzione dice che il lavoro è un diritto, ma dice che la Repubblica è fondata sul lavoro. E perché dice che la Repubblica è fondata sul lavoro? Su questo c'è stato un grande dibattito, no? Per esempio si poteva dire la Repubblica è fondata sulla libertà, chi poteva eccepire? Ma perché i padri costituenti hanno trovato questo equilibrio proprio nel lavoro? Perché il lavoro è una delle forme più potenti, forse la prima, di integrazione e di realizzazione di se stessi e della propria dignità. Perché una persona attraverso il lavoro ha un ruolo sociale, appunto, quindi fa parte di una collettività, ma poi nei confronti di se stesso assume quel carattere di indipendenza, autonomia e dignità che è fondamentale. Ora, siccome la dignità delle persone prescinde da tutto, è di ogni evidenza che il lavoro va dato a tutti ed esperienze come queste sono esattamente esperienze da qualificare e da portare a modello. Esperienze folli, le rubo questo aggettivo cremonese, che diventano e devono diventare esperienze normali. Per far sì che questo accada, ci sono delle iniziative specifiche. Sì, allora, noi abbiamo fatto la follia di affiancare al nostro lavoro quotidiano di inserimento lavorativo quello di creare un evento che ci desse modo di parlare della salute mentale, perché noi possiamo dire e fare un sacco di cose, ma se non capiamo che la salute mentale non è un impedimento a far sì che le persone lavorino, noi non riusciamo a compiere quella che è la nostra mission. Quindi nel 2017, per festeggiare i nostri 25 anni di attività, abbiamo deciso di non fare un convegno, perché avrebbe partecipato solo quella fetta di persone che già conoscono il tema, ma abbiamo deciso di fare una festa. Da lì è nato il nostro festival. Robe da matti, perché è nata da un'idea così, ma non legato al fatto che noi siamo dei matti, ma al fatto che spesso si usa questo modo di dire per stupirci rispetto a qualcosa. Se roba da matti. Se è una roba da matti, ok. Da lì è nata questa rete importantissima per noi, che è quello che dicevo prima, quello di mettere assieme territorio, quindi la comunità, le persone che vengono ad assistere al nostro festival, le amministrazioni pubbliche. Il nostro sindaco di Treviso partecipa sempre ai nostri festival e anche l'assessore, e poi ci sono gli imprenditori che sponsorizzano il festival. Quest'anno siamo in prossimità, il 15 maggio siamo in Solco per l'anteprima, dove si festeggia, si balla, c'è musica dal vivo, c'è il track food e si possono soprattutto visitare le linee di produzione di Solco. La parte più istituzionale, il 5 e il 26 giugno, siamo al Santa Caterina con 2 spettacoli. Non vi posso dire i nomi degli artisti perché quelli verranno comunicati in sede di conferenza stampa. Saranno dei big, mi pare di capire. Saranno dei big. E il tema per noi fondamentale è sempre quello di riuscire 10 minuti prima dell'inizio dello spettacolo di parlare di salute mentale, perché non bisogna avere paura di chi è diverso da noi. E il matto al momento è ancora quello più diverso e quello che fa più paura. Ma chi viene in Solco, e invito tutti sempre costantemente a suonare al nostro campanello, può vedere che
quando si entra si fa fatica a capire chi è il sano e chi è il matto. Poi noi ci chiediamo, ma siamo noi che siamo particolarmente folli o siamo riusciti a creare un ambiente con delle caratteristiche comuni che sono solo quello di lavorare? Diciamo che una visita a Solco, insomma, serve un po' a tutti. Sì, noi la consigliamo e spesso chi entra si stupisce perché non pensa di trovare una fabbrica. Noi rendiamo normale quello che per la maggior parte della popolazione non è. Una fabbrica che lavora, lo ripeto ancora, sul mercato, quindi compete. Certo, noi abbiamo clienti che sono in provincia di Treviso, in provincia di Venezia, in provincia di Padova, in provincia di Vicenza, cioè capite che noi siamo aperti a tutte le collaborazioni nel territorio e non solo, abbiamo anche aziende di Milano. Lei ci sarà ovviamente al festival. Se mi invitano sicuramente vado. Lei ci sarà ovviamente al festival e se la sente di lanciare un appello a quelle aziende ancora magari un po' sorde ai temi dell'inclusione e della responsabilità sociale? Ma le aziende devono corrispondere per legge, diciamo, no? In quota parte a questa, però una cosa è corrispondere per legge, altra cosa è sentirla come propria questa missione. E quindi sì, me la sento, e come il senso di questa trasmissione è anche questo, cioè far capire al sistema economico, laddove appunto non fosse abbastanza compreso, che ci sono delle realtà come queste, che ci sono molte realtà del territorio che si sono fatte carico delle fragilità e le stanno trasformando in un'opportunità per tutti. Guarda che la paura dei cosiddetti dei matti, delle malattie mentali, è una paura che noi abbiamo nei confronti di noi stessi. È un modo per non esprimere il disagio e la paura dell'incontro con la nostra fragilità, e spesso invece quando incontriamo la fragilità più evidente riconosciamo, beh, in effetti non fa così paura e quindi posso anche accettare i miei limiti e le mie fragilità e magari condividendolo trasformo quelle che sono appunto ferite in feritoie, cioè in luoghi, in finestre aperte che mi consentono di essere più felice e di stare un po' meglio al mondo. Razzi, con lei ovviamente ci aggiorniamo alle Noi prossime. ci vediamo venerdì, non la prossima perché da quest'anno facciamo ogni 2 settimane. L'invito è ancora una sorpresa, ci stiamo lavorando, ma sarà come sempre un personaggio di grande spessore. Grazie davvero Andrea Ferrazzi, grazie, Luciana Cremonese, presidente della cooperativa sociale Solco, che è una realtà da visitare, da vedere, da conoscere. Grazie alla regia di Tony Esposito e Antonio Paul. Io vi dico che subito dopo di noi andrà in onda Casa Pappagallo con le ricette del giorno. Alle 15 dalla Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza la celebrazione della morte del Signore, l'adorazione della croce, quindi le cerimonie del venerdì santo, e poi alle 16:30 il film Days of Heaven, I giorni del cielo, con tra gli altri Richard Gere. Per il momento è tutto, buon proseguimento su Antenna 3.